a zuppa di fasola antica napoletana, nobile, quello che piaceva a mio nonno, perché voi dovete sapere che il piatto di fagioli, chiaramente, è facile dire che è un piatto povero, ma se ci mettete la gotica, se ci mettete la pancetta tesa, diventa nobile. I primi quartieri nobili non erano Posillipo, Vomero, benestanti, diciamo così, ma era via Toledo. Via Toledo confina con i quartieri spagnoli, invece tra via Toledo e quartieri spagnoli era un'enorme differenza, si facevano due zuppe di fagioli differenti. La prima era molto semplice, quindi semplicemente con i fagioli e qualche tozzo di pane raffermo. E invece a via Toledo si faceva una zuppa di fagioli nobile perché si aggiungeva la pancetta, la cotica, la cipolla, i fagioli, l'alloro, si faceva più ricca, si faceva con l'olio era più costoso, ci voleva lo strutto, quindi olio, facciamo soffriggere la cipolla con la pancetta, tagliamo la cipolla. Questa zuppa di fagioli a me personalmente ricorda un po' l'infanzia, perché ricordo mio nonno che si faceva questa zuppa di fagioli con il fiaschettello di vino, qua con la bottiglia di vino si metteva quel umsal, lo chiamavamo a Napoli, di quella tovaglia fatta a quadroni e si sentiva un re con quella zuppa di fagioli davanti, semplice, fagioli, pezzo di pane all'interno e bicchiere di vino. Così si chiama oggi. La brunoise. L'aglio non ce lo mettiamo? Sì, perché si metteva aglio e cipolla. Insieme alla cipolla, chiaramente sposa il sedano. Un bel trito di sedano. Facciamo rosolare la cipolla con la pancetta tesa, la cotica, la pancetta con la cipolla. I fagioli, voi sapete che sono arrivati dopo la scoperta dell'America, con la Nina, la Pinta e la Santa Maria, anche un paio di pomodorini, 2 o 3. Aggiungiamo un poco d'acqua e li facciamo cuocere. La zuppa di fagioli deve essere zuppa, no crema di fagioli. Sapete perché si mette qualche fogliolino d'alloro? Un po' di sale, giriamo e poi ci togliamo tutto. Pane ideale ovviamente è il pane raffermo. Mio nonno faceva così, lo strappava con le mani e ce lo metteva all'interno. Un altro filo di olio e anche con la zuppa di fagiolo nobile emozionatevi.